come ha detto, avete ben capito da Mauro Fontana, non lasciamo nulla al caso. È un progetto. Abbiamo un difetto, diciamo, essenzialmente, che abbiamo una formazione magari tecnica, no? Di base. Abbiamo studiato, almeno per quanto mi riguarda, facoltà scientifiche, pur non disdegnando le letture anche classiche, e quindi non lasciamo nulla al caso. A cominciare dalle fondamenta, nella prima base, no? Io non sono un ingegnere civile, qua vicino a me ce n'è uno invece, Sandro Colombo, però mi insegna che la prima cosa sono comunque le fondamenta. Ecco le nostre fondamenta. Referendum di indipendenza del Veneto. L'abbiamo già fatto, punto. E l'abbiamo vinto, tutti sappiamo i numeri. 89,10%, oltre 2,36 milioni di votanti, successo internazionale, mediatico, e stravolgimento del quadro, tra l'altro preesistente dal punto di vista politico, no? Questa è la nostra base, l'abbiamo corredata poi di fatti, certificazioni scientifiche, tecniche e diplomatiche, come sapete. Non vado a, come dire, ad aggiungere altro alle cose che già sapete. Su questa base, ovviamente, noi stiamo costruendo. Prima di costruire, però, una fotografia velocissima, perché sono cose che sappiamo. Basta andare in qualsiasi bar, in qualsiasi ufficio al mattino e bene o male tutti sappiamo qual è la situazione, ovvero il coma socio-economico, il disastro. E pazienza, perché uno dice c'è un disastro, ma che ne so, dopo una guerra hai dei dirigenti, dei politici illuminati che ti illustrano qual è il percorso. No, non è il nostro caso, perché l'attuale classe dirigente italiana a Roma, italiana a Venezia, non cambia niente, sono entrambi classe politica italiana, è autoreferenziale, incapace e, scusate, anche un po' ladra. Non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dicono i dati, lo dicono le evidenze, anche se, come dire, nascoste, anche se giustificate, ma sono puri e semplici dati di fatto. C'è quindi, di fronte a questa situazione, a quel quadro, un vuoto assoluto di prospettive, e sfido chiunque a dire il contrario. Oppure, o c'è qualcuno che vede delle prospettive di un futuro radioso? Non so, ditemelo, perché probabilmente gli effetti della legge Basaglia lo giustificherebbero, lo spiegherebbero. Beh, vabbè, questo è il quadro generale, ma come a noi sì, ci può interessare, perché comunque è il contesto, ma andiamo a vedere quello che più ci interessa. Il Veneto? Il Veneto. Abbiamo bruciato 20 anni e più di 20 anni di lavoro, di vita. Queste sono le cifre, questi sono i dati. Ma c'è una prospettiva. Siamo a Vicenza. Non so quanti di voi siano stati colpiti dai numeri, dalla situazione, dal crollo, dal disastro della Banca Popolare Vicentina o di Veneto Banca, cambia poco. Identifichiamo dei numeri del dramma. Italia socio-economico, ma è il Veneto come è messo. PIL tra il 2007 e il 2014 meno 9,4%. Equivalgono pro capite al meno 12,2%, tradotti 4.000 euro a testa. E siamo tornati indietro a prima del 95 in realtà, come PIL pro capite, cioè per ogni veneto. Investimenti fissi lordi
sono tornati ai livelli del 97, 20 anni. Questa è la prima, come dire, componente che ti fa crescere, no? Gli investimenti, se non investi cosa vuoi crescere? Tra il 2007 e il 2014 meno 28%, signori. Ve le dicono queste cifre? Le sapete? Del grande Veneto radioso, con il grande governatore straordinario e potente e bravo, giovane. Quando ci sono dei numeri del genere c'è poco da dire. Una qualsiasi organizzazione, una società, una comunità prende questi dati, se sei un'azienda vai, come dice spesso il nostro Natalino Giola, e porti i libri in tribunale, anzi non ci vai tu, deleghi il commercialista, rubo le sue parole, deleghi il commercialista che va da lui al tribunale più vicino, non so qua qual è, Vicenza c'è ancora, a Bassano non si sa. Quindi c'è poco da dire. Stop. Ma non bastassero i numeri, insomma, li avete letti, anzi è difficile perché si deve leggere tra le righe, le nascondono queste cose. Avete sentito quanto bene sono stati gestiti i rifiuti nella regione Veneto? Avete letto? Avete saputo? Sapevate che dal 2000 c'è di fatto una specie di sistema mafiosizzante per la gestione dei rifiuti in Veneto, con la connivenza della dirigenza della regione canaglia Veneto, che come minimo non ha visto nulla, non ha controllato nulla, non si è resa conto di nulla di quello che avveniva, e le nostre strade erano, come dire, avevano un bel fondo di cose poco presentabili. Ci sono tratti di chilometri, decine di chilometri in tutto il Veneto di cose, come dire, non proprio di cui andare orgogliosi. Quindi non solo i numeri, ma anche il degrado civico su aspetti fondamentali. Qui siamo a Vicenza, poco distante, c'è un territorio che sappiamo, non si sa bene nemmeno se si può più continuare a bere l'acqua, anzi, se ben non berla proprio. Queste cose succedevano, prima si parlava di Jugoslavia, c'è un bel film che è uscito, A Perfect Day, che racconta diciamo, le vicende di una missione umanitaria in Bosnia alla fine della guerra. Beh, la situazione era tale per cui praticamente non riuscivi neanche a bere l'acqua perché la inquinavano, perché per mille cose era imbevibile, e c'era il traffico dell'acqua minerale. Beh, tra poco anche qui in Veneto sarà così, se questi signori arrivano addirittura a grattare il fondo delle basi della convivenza civile. Questa è la situazione. Sveglia! Sveglia! Io ultimamente sto andando un po' a braccio, ma scusate, penso sia necessario, ho l'occasione di viaggiare in Europa per lavoro, di stare in Europa a contatto, molto più in altri paesi europei, quasi temporalmente, che non in Veneto. Quando racconto la situazione in cui siamo messi, mi chiedono: ma a voi va bene? Basta il costo delle autostrade. Ma avete provato a paragonare quanto pagate di autostrada rispetto a un qualsiasi paese europeo? Prendetene uno a caso, il peggiore, quello messo, ma prendete la Grecia, prendete qualsiasi paese, confrontate una cosa banale che ogni giorno chi si muove in macchina, come dire, paga senza pensare neanche alla benzina, all'autostrada. Se ti muovi devi pagarla l'autostrada, a meno che se vuoi andare da Treviso a Vicenza o da Treviso a Verona di farla in statale, ma insomma un po' ancora più drammatica a quel punto la situazione. E mi chiedono, i nostri persone come noi, non è che hanno 4 braccia, 7 gambe, 3 teste, no, sono esseri umani come noi, con culture bene o male vicine alle nostre, ma lo accettate? Non fate niente? Vi va bene?
Il problema, vedete, questo è un paradosso che raccontavo qualche anno fa. Qualche anno fa ci facevamo presto perché si diceva mi alzo un'ora prima mattina, lavoro un'ora in più. È sfuggito un piccolo particolare nel frattempo. Abbiamo esaurito le 24 ore del giorno. Cioè dovevamo alzarsi il giorno prima. Non è possibile, tecnicamente. Il fondo del barile grattato è questo. Non ci sono più buchi da coprire. Non c'è più una situazione di fronte alla quale puoi, come dire, fare a meno di interessartene perché, vabbè, insomma, intanto vado avanti, tiro lavoro. Chi lavora? Chi lavora? No, bisogna agire. Bisogna agire, piano d'azione. Sulla base del consenso e del mandato ricevuto, noi agiamo. Noi siamo quel governo provvisorio che sta gestendo la situazione per il Veneto. Noi siamo il legittimo governo provvisorio della Repubblica Veneta, perché lo dobbiamo fare in quanto tutti gli altri se ne disinteressano, anche non avessimo ricevuto il mandato, lo dobbiamo comunque fare. In più abbiamo ricevuto un mandato plebiscitario per farlo, non possiamo esimerci. Tutti voi siete funzionari della Repubblica Veneta, mettetevelo in testa. Non lo dico solo io. Vedete, prima, molto bello il discorso di Mauro, ha affrontato dei punti che non sono molto noti, ma sono fondamentali e hanno un altro aspetto, sono in divenire. Non sono un quadro del passato di un grande autore che tu ti vai a vedere e ti godi ed è sempre quello. No! La vita dei popoli, la vita delle nazioni è un qualcosa di dinamico, che cambia, ma cambia a una velocità della quale nemmeno ci rendiamo conto. E oggi, 2016, per il Veneto, questa velocità è una cosa della quale non possiamo non essere coscienti. 2 mesi fa il Congresso degli Stati Uniti d'America ha approvato nella sua Commissione Affari Esteri un documento che è un documento storico. Perché questo documento, voglio dire, gli Stati Uniti d'America non è che siano l'ultima potenza del mondo, qua siamo a Vicenza, qua vicino a pochi chilometri c'è una presenza, voglio dire, autoevidente dell'influenza che hanno anche nel nostro processo di libertà. Mi riferisco alla base, a una base militare, diciamo le cose col proprio nome e cognome, la base militare della NATO è qui a Vicenza, quindi non hanno nemmeno bisogno gli Stati Uniti d'America di conquistare il Veneto come hanno fatto per il Kosovo per installare una base, c'è già. Non abbiamo nemmeno questo problema, voglio dire, no? Andiamo diretti alle cose, cioè non abbiamo bisogno che venga qui Putin e che invada il Veneto e porti via le basi della NATO e si faccia una guerra nucleare perché si conquisti qualcosa, perché c'è un potere militare, insomma, no, c'è già. Non abbiamo il problema del Kosovo noi. Le basi militari della NATO ci sono e restano, non c'è problema. Non siamo così pazzi da volerle andare a sradicare. E se qualcuno è così pazzo a volerlo fare, si mette in testa che va contro la forza della natura, che va contro la forza delle cose. No, noi non ragioniamo così. Sono lì e stanno lì. E prendiamo atto invece che sono gli Stati Uniti che hanno cambiato atteggiamento rispetto al mondo che va avanti, perché hanno approvato un documento in cui dicono che la loro strategia di stare a difendere lo status quo degli stati che non rispettano i territori che si vogliono autodeterminare è una strategia fallita, morta. E che la strategia vincente è quella invece di dire alle popolazioni che si vogliono autogovernare, che vogliono darsi da fare, che lo facciano. E la chiamano earned sovereignty, sovranità guadagnata. La sovranità te la devi guadagnare. E noi ce la stiamo guadagnando. Scusate se è poco. Il senso del non farsi condizionare dalla stampa di regime, perché è una stampa di regime, lo sappiamo, non sto dicendo cose estremiste, no, è una stampa del regime italiano, è la stampa meno libera d'Europa,
non lo dico io, lo dicono i giornalisti senza frontiere, lo dice Freedom House, organizzazioni internazionali che vanno a monitorare lo stato di libertà della stampa. La stampa italiana è una stampa non libera, sotto il controllo stretto del potere politico italiano, e quindi quando noi andiamo al mattino al bar e leggiamo un qualsiasi giornale, sappiamo che quello è il verbo di chi vuole semplicemente entrarci nella tasca posteriore, prendere il nostro portafoglio e svuotarlo. Quello è l'obiettivo che ha chi vi fa trovare una pagina di un giornale italiano al bar al mattino o che vi trasmette un telegiornale alla sera. Quindi non dobbiamo preoccuparci come veneti di quello che dicono, dobbiamo esserne consapevoli e sapere che tutto quello che dicono è mirato a derubarci. No, non sto dicendo cose estremiste, sto dicendo cose oggettive. Allora, in questo contesto, tutto quello che noi siamo in grado di fare, legalmente, civilmente, ovviamente, usando la sapienza, usando i moderni strumenti che l'evoluzione tecnologica, il progresso umano ci mette a disposizione e dei quali siamo in grado, di farne uso, tutto quello che noi facciamo attraverso l'uso di strumenti civili, di progresso umano per conquistarci la nostra sovranità, vede il favore delle potenze internazionali. Vedrete, quando questa nostra capacità di esercitare la piena indipendenza sarà, pervasiva e toccherà tutti gli ambiti della vita, le superpotenze verranno a fare a gara per avere, una partnership con la Repubblica Veneta. E la Repubblica Veneta farà partnership con tutte le potenze del mondo, perché noi siamo l'unica nazione del mondo che nella propria bandiera ha la scritta pace. Nessun'altra nazione al mondo ha una bandiera con la scritta pace. Cosa quindi andiamo a fare ora? Azione politica: si va a preparare il ricorso al livello più alto da un punto di vista giuridico mondiale che oggi esista. Si va a preparare un'azione giuridica presso la Corte internazionale di giustizia dell'ONU, che ha sede all'Aia, e che è quella corte, cosiddetta anche Corte mondiale, che ha la competenza in tema di diritto internazionale e di contenziosi tra stati. Noi siamo uno Stato in fieri, in divenire. Noi siamo la Repubblica Veneta. Quindi come Repubblica Veneta andremo all'Aia, o da soli o con l'aiuto anche di un qualsiasi Stato che abbia a cuore la causa della Repubblica Veneta. Per farlo serve un grande supporto popolare. Per preparare questo ricorso dovremo avere come diretto supporto una quantità di firme che gli dia la necessaria profondità e testimonianza popolare. Quindi partirà una petizione, parte da oggi, partirà ovviamente a livello territoriale, nei gazebo, negli eventi, casa per casa, con una raccolta di firme, e partirà anche online, ovviamente, attraverso il sito e i siti internet di cui disponiamo, perché fortunatamente nel mondo si riesce anche a fare delle petizioni online. Sapete, ci sono dei paesi addirittura che eleggono parlamenti online. Ci sono dei paesi che permettono anche e riconoscono la residenza online. Io ne sono testimone perché sono
un cittadino digitale dell'Estonia, un residente, digitale dell'Estonia. E ho ricevuto la mia carta di identità digitale elettronica presso l'ambasciata dell'Estonia a Vienna. Credo c'era anche un altro ragazzo, non so se è qui Manuel, so che c'è un altro ragazzo del movimento che pure come me è residente digitale dell'Estonia, Manuel Masiero, e come me so che anche lui è andato all'ambasciata di Vienna a ritirare il proprio documento. Beh, quindi raccoglieremo le firme online. Strumenti della modernità. Beh, la base è l'economia, no? Cosa facciamo? Le banche sono morte, ma lo sapevamo, è 2 anni che lo diciamo, non è che siamo stati uccelli al malaugurio, siamo stati semplicemente gli unici che dicevano il re è nudo. E vabbè, tutti guardavano il re che passava, a un certo punto un bambino ha detto, cioè effettivamente è nudo il re. Ma non perché l'abbiamo spogliato noi, no, si era spogliato da solo nel frattempo. Le banche sono distrutte, qualsiasi sistema classico di credito bancocentrico per le imprese venete è praticamente impossibile o molto difficile da ottenere. È quindi chiaro che bisogna prepararsi a qualcosa di alternativo. A cosa? Beh, a quello a cui sta lavorando, prima avete sentito il coordinatore di Vicenza, Carlo Beltramelli, quello a cui sta lavorando la Business Community Veneta, che è quasi omonima di Plebiscito.eu, si chiama Plebiscito.eu Club, e che ha a fianco un'altra business community che si rivolge anche a livello mondiale a tutti i veneti che sono ancora più di quelli residenti nella regione Veneto, sono nel mondo, il club imprenditori veneti nel mondo. Sapete che ci sono oltre 7 milioni di veneti nel mondo, no? Queste componenti sono le componenti fondamentali che permetteranno di creare anche nel nostro territorio un nuovo sistema di capitali privato che possa non solo supplire all'attuale situazione drammatica in cui si trova il nostro tessuto imprenditoriale privo di strumenti di supporto, essendo questo un sistema dipendente al 100% dalle banche, ma in realtà introducendo un altro sistema che è in vigore, è vivo ed è stato inventato e permette una grande vitalità a tutti gli stati, per esempio del mondo anglosassone, ma anche ormai europeo e anche asiatico, e che è il sistema del venture capital, del private equity, ovvero un nuovo sistema di capitali privato che prevede che fondi specializzati investano direttamente nel capitale di rischio delle imprese, credono nelle nuove idee imprenditoriali, credono nei progetti di impresa, li vedono degli strumenti attraverso i quali remunerare il proprio capitale e svolgono una funzione fondamentale. Una funzione che è tanto fondamentale che tutti i paesi, a parte l'Italia, perché a parte qualche briciola questo sistema non è presente, lo usano in modo sistemico. Pensate che nei soli Stati Uniti d'America, queste sono cose che molti magari di voi sapranno, i finanziamenti alle imprese derivanti dal venture capital sono 9 volte superiori ai finanziamenti alle imprese derivate dal sistema bancario. Stati Uniti d'America, non, con tutto rispetto, il Burundi. Il nostro club sta creando le condizioni per portare un nuovo sistema economico finanziario ad operare con un focus privilegiato sulla nostra terra e sui nostri interessi vitali. La sfida, stiamo dicendo, ci costruiamo lo Stato. Come facciamo? Usiamo i mezzi moderni, usiamo la tecnologia e l'abbiamo creato criptostato, no? Criptostato nel senso di riferimento a una complessa infrastruttura informatica che permetterà di gestire le transazioni tra i cittadini in modo invisibile allo Stato italiano. Questa è la condizione per anche creare una separazione tra le fiscalità dello Stato italiano e la fiscalità dello Stato veneto. La prima cosa fondamentale è non far sapere al tuo nemico quello che stai facendo.
abbiamo la tecnologia che ci aiuterà. E questo stiamo creando. Per creare questa diciamo, comunità della Repubblica Veneta Digitale è necessario arrivare all'attivazione di 10.000 cittadini che accedano al criptostato. È fondamentale spingere su questa attività, perché questa attività è quella che ci farà decollare definitivamente nell'era moderna, dove tutto sta, come dire, essendo guidato proprio dalla tecnologia. Lo vediamo i primi 5 marchi più importanti che oggi esistono al mondo sono tutti 5 marchi che derivano da prodotti da aziende tecnologiche: Apple, Google, IBM, Facebook. Facebook è una realtà che ha più cittadini della Cina. È diventata la prima, se vogliamo usare questo parametro, nazione del mondo, nel senso di organizzazione che può vantare persone al proprio interno. È quindi evidente e logico che noi dobbiamo operare in quel verso e non usando strumenti che oggi, come dire, sono scomparsi dalla civiltà globale e sono in fase di sostituzione. Per farlo dobbiamo coinvolgere cittadini. Dobbiamo preiscrivere al criptostato della Repubblica Veneta 10.000 veneti. A questa azione se ne affiancherà un'altra, ovvero verrà comunque progettata una sorta di iscrizione all'anagrafe digitale della Repubblica Veneta, sotto forma più simbolica. In questo caso ci aspettiamo numeri ancora più grandi e sarà emessa una sorta di carta d'identità. Questa non permetterà di accedere al criptostato, ma permetterà di raggiungere una fascia più estesa di popolazione che avrà una propria rappresentanza in termini simbolici. Ovviamente la carta dei servizi che permetterà di accedere al criptostato ha un costo che è quello che ha praticato la stessa Estonia, di 100 euro. Come dire, il documento invece più simbolico di iscrizione all'anagrafe digitale, che non permetterà però di accedere al criptostato, avrà un costo all'incirca tra i 10 e i 15 euro, molto più basso. E questo ci permetterà di raggiungere una fascia più estesa di popolazione. Siamo sulla punta dell'iceberg, siamo sulla popolazione che ha maggiore cultura digitale, in questo caso digitale, magari ha anche la possibilità, per quanto riguarda la carta servizi, di spendere 100 euro. C'è una parte di popolazione invece che sta soffrendo in un modo impressionante e sta aumentando molto velocemente. Sono persone che ormai sono quasi ai margini della nostra società. Noi abbiamo il dovere di creare una componente che si occupi della società veneta nel profondo. Noi creeremo quindi una sorta di movimento sociale veneto che dia supporto e dia, come dire, assistenza alle persone in difficoltà, a cominciare dalle persone che sono oppresse dal fisco italiano. Useremo anche le stesse armi che ci mette a disposizione lo Stato italiano, tutte le leggi che mette a disposizione, a cominciare da quella sul sovraindebitamento, per portare sollievo alla popolazione. Sappiamo che questo non è risolutivo, ma è comunque doveroso. Non puoi pensare di creare una forza popolare diffusa che non parli la lingua del popolo, che non capisca la sofferenza profonda che stanno vivendo le fasce di popolazioni più emarginate. Noi questo lo dovremo fare, per cui le due ali del leone, le due ali che devono muoversi all'unisono del leone di San Marco saranno l'ala, come dire, che sta costruendo lo Stato, quindi l'ala economica e tecnologica, e l'ala sociale. Creeremo una struttura e qui ovviamente ci saranno delle persone che opereranno per un'ala del leone e ci saranno delle altre persone che opereranno per l'altra ala del leone. Queste persone sanno che fanno parte della stessa anima.
perché devono assicurare al Leone di San Marco di potersi librare nel cielo. Devono rispettarsi, devono riconoscersi, devono aiutarsi in questo sforzo importante che noi dobbiamo fare. È uno sforzo fondamentale, perché in questo momento il popolo veneto sta soffrendo. In questo momento il popolo veneto è lasciato da solo. È privo di qualsiasi riferimento. Nemmeno noi lo siamo, Lo dobbiamo diventare. Questa è la sfida. Questo è il nostro piano d'azione. Quindi sul territorio, a tappeto, raccogliere firme di tutti i cittadini veneti per permetterci di andare all'Aia con almeno 50-100.000 firme da presentare alla Corte mondiale. Questo è il popolo veneto che richiede il riconoscimento della dichiarazione di indipendenza, richiede un pronunciamento della Corte mondiale come quello che è stato fatto nel caso del Kosovo, in cui si dichiari che coloro i quali hanno fatto la dichiarazione di indipendenza del Veneto il 21 marzo 2014 a Treviso non hanno agito in violazione del diritto internazionale e lo hanno fatto come rappresentanti istituzionali di uno Stato nascente e non come rappresentanti di un altro Stato, che è lo Stato italiano, e quindi non hanno violato alcuna norma del diritto internazionale. Questa è la base per ottenere il riconoscimento poi di cui parlava Mauro Fontana, ma anche che ci permetterà di costruire nel frattempo la reale Repubblica Veneta. Sfido chiunque tra i presenti a trovare un'alternativa nello Stato italiano credibile, fattiva, sostanziata da numeri, da fatti, in merito a una prospettiva di benessere, di felicità, di dignità per i veneti da qui a venire. Per noi, per i nostri figli, per i nostri cari. Cioè, io non la trovo, non la vedo, non la leggo nei numeri. È per questo che abbiamo deciso di muoverci secondo quello che è il tracciato internazionale che ormai è emerso. Non lo diciamo noi, ma lo dicono i documenti delle superpotenze mondiali. Il cripto Stato Veneto. Quest'oggi, questa mattina, scusate, non vi parlerò più nel dettaglio delle parti tecniche. Vi do proprio un po' un volo veloce. Sappiate che è un iceberg, cioè i servizi che i cittadini, di cui usufruiranno i cittadini, è la punta di un'infrastruttura incredibilmente complessa che ci sta sotto, che sta sotto il livello dell'acqua. Però qualche dato lo diamo, l'abbiamo già dato l'altra volta, ma velocemente. Ci sono delle sigle, le salto perché sono molto complesse, però fondamentalmente verranno create delle strutture informatiche che vivranno dal punto di vista tecnico e di vita propria. Si chiamano DAOs, organizzazioni autonome decentralizzate, che quando operano a livello più complesso diventano una società autonoma decentralizzata, il criptostato, DAS. Quali sono i moduli che compongono, le parti che compongono questa infrastruttura? La criptomoneta, sì, stiamo lavorando a una moneta digitale veneta. È un progetto complesso, è un progetto per il quale servono risorse, servono sviluppatori, servono tecnici informatici, ci sono developer e programmatori professionisti che stanno lavorando a questo. Siamo in contatto con centri di ricerca di università internazionali che sono interessate e stanno prevalutando anche dal punto di vista teorico quanto stiamo facendo. Questo per avere, come dire, anche una profondità tecnica e accademica
in tutto ciò che stiamo realizzando. Questa è stata sempre la base del nostro lavoro. Nulla è lasciato al caso. L'anagrafe digitale, ovviamente per entrare nel criptostato non entreranno solo i veneti residenti, entreranno i veneti residenti, ma anche, come dire, come cittadini digitali, ma entreranno anche i residenti, riconosceremo la cittadinanza digitale veneta anche ai residenti di Bergamo, Brescia, della provincia, di quelle province storiche che hanno fatto parte della Repubblica Veneta, Sondrio, in parte Mantova, in parte Udine, Pordenone, eccetera. E riconosceremo ovviamente il concetto invece di nazionalità digitale veneta a tutti i veneti nel mondo, cioè i veneti che indipendentemente da dove abitino, che abitino in Italia, non in Veneto, in Italia o in altri stati del mondo, che abbiano una ascendenza veneta, che abbiano dei genitori o dei nonni veneti dimostrabili o che siano loro nati in Veneto. Come l'Estonia, quindi nulla di, come dire, uno dice stai creando un qualcosa che non esiste. No, applicheremo quello che applica l'Estonia. Applicheremo la residenza digitale a chiunque veneta, a chiunque condivida i principi dello Stato veneto, dovunque esso abiti nel mondo. Ci sarà uno strumento ovviamente base, che è lo strumento, il primo, in un qualche modo il proto strumento già è quello che ci ha permesso di celebrare il referendum, sarà ora integrato all'interno di questa struttura, ci sarà un strumento che ci permetterà di votare elettronicamente. Esisterà una nuova formula, creeremo delle imprese digitali che potranno registrarsi e operare all'interno di questo strumento. Guardate che anche qui esistono già delle forme operanti di questo tipo che utilizzano per esempio il Bitcoin. C'è diciamo, un progetto già operativo che si chiama Open Bazaar, attraverso il quale ognuno può vendere e comprare e transare, quindi fare transazioni commerciali indipendentemente in Bitcoin in forma completamente come dire, anonima rispetto a qualsiasi istituzione terza. E noi ovviamente lo faremo nel quadro della legalità internazionale, questo è fondamentale. Quindi saranno vietate di base tutte le operazioni illegali, dalle classiche che pensiamo, cioè non si potranno vendere cose proibite o cose che ovviamente comprometterebbero il progetto. E lo stesso, quindi queste assumeranno la forma, anche qui c'è un acronimo inglese, di aziende autonome decentralizzate. Direi che le altre componenti le abbiamo già viste, le lasciamo alla lettura, le daremo in distribuzione tecniche, però fondamentalmente andremo anche a sostituire i notai, andremo a sostituire tutti i sistemi di registrazione dei contratti, eccetera. Creeremo uno Stato con le proprie procedure, i propri archivi, le proprie strutture, ovviamente in una forma tecnologicamente avanzata. Una parte importante tra le prime che sarà aperta e che sarà aperta anche ad iniziare a tutte le imprese del mondo è quella che si chiama, diciamo, contratti intelligenti, per tradurla in italiano, ovvero la possibilità di creare dei contratti regolati dalla tecnologia informatica, che usano sempre la tecnologia blockchain, che è questo sistema che permette di non barare, diciamo, okay? Di non creare false monete, false transazioni, ma permette una registrazione che sia indipendente e monitorata a livello internazionale. La prima cosa sarà poter creare dei contratti che saranno automaticamente osservati. Allora, siccome stiamo capendo che non abbiamo altri momenti in cui prendere le decisioni che spettano all'oggi,
La raccomandazione per tutti è di capire che stiamo vivendo un momento in cui più forte è la sofferenza, perché più forti sono le minacce e i rischi che stiamo vivendo, ma anche più improrogabile è l'opportunità che deriva dal fare una scelta di libertà. Questa è la Repubblica Veneta, questa è l'opera che sta attuando plebiscito.eu, questo è quanto noi proponiamo al popolo veneto come via d'uscita dal peggior inferno civile e fiscale del mondo. Non ci sono chiamate di riserva, non ci sono più possibilità di dare una seconda chance a chi ci ha rubato, oltre che le risorse economiche, oltre che la dignità, oltre che le prospettive per il futuro, ci ha rubato la cosa fondamentale che nessun uomo, al quale nessuna donna, nessun uomo può fare a meno, che è il sogno. Voi vedete, questi signori sono interessati solo al nostro portamonete, sono interessati solo allo sfruttamento del nostro lavoro, del frutto del nostro lavoro, ma il modo attraverso il quale riescono a ottenere tutto ciò è perché ogni notte questi signori entrano nelle nostre stanze da letto e ci impediscono di sognare. Se un uomo, se una donna non riesce a sognare il proprio futuro, è un uomo, è una donna morta. La cosa più grande che noi stiamo facendo come plebiscito.eu è restituire ai veneti la capacità di sognare il proprio futuro. Non rinunciate ai vostri sogni, non rinunciate ad essere donne e uomini, non rinunciate a ciò che vi rende vivi. Questa è la prima e fondamentale componente che ci porterà alla libertà. Come avete visto c'è tanto da fare, c'è un'enormità di lavoro da fare, ma c'è anche la gioia straordinaria di sapere che quando si viene ad operare per un movimento, per un'organizzazione che sta portando il futuro, sta portando la prospettiva di futuro, avere una parte attiva nella creazione del sogno veneto è impagabile, ti dà quella gioia, ti dà quella gratificazione che nient'altro ti può dare. È questa la chiamata che vi facciamo, è questa la straordinaria opportunità che abbiamo oggi nel momento della più grave minaccia, nel momento della più grave crisi dal dopoguerra che il Veneto abbia mai affrontato, una crisi che sta minacciando la sopravvivenza del popolo veneto. Vedete, non è una cosa così banale questa, scusa, faccio un ulteriore, pensavo di finire, ma vi voglio dire un'altra cosa. Noi veneti siamo inconsapevoli di avere addirittura una lingua antica. Prima del latino, precedente al latino, il venetico. Ma lo sapete voi che la nostra lingua antica, ed è la lingua che parlavamo noi come popolo, non siamo cambiati, siamo sempre gli stessi, non ci sono state, genocidi nel frattempo. Sì, siamo stati sfruttati, siamo stati, combattuti, ma siamo sempre quelli. La nostra lingua antica è una lingua sconosciuta. Noi non abbiamo nemmeno avuto la dignità come veneti moderni, di andare a scoprire e decifrare la nostra lingua antica, il venetico. Ci siamo accontentati di una storia falsa, scritta da falsari, secondo la quale la nostra lingua antica era derivante dal latino. È stato scientificamente dimostrato che è un falso. È stato scientificamente dimostrato che così non è. Perfino questo, guardate, perfino questo che ci farebbe capire che il nostro è un popolo che ha 3500 e più anni di storia, hanno tentato di cancellare. Solo da dopo il 1950 hanno iniziato dei timidi e spesso amatoriali tentativi di studio della nostra lingua antica. Quello che ho iniziato personalmente, ed è un'ulteriore sfida, e se c'è qualche accademico lo invito
come dire, a farla propria, che ho iniziato a fare, è quello di stimolare la società veneta a studiare la propria storia antica, a capire e a decifrare la lingua veneta antica, il venetico. Nessuno finora ci è riuscito. Hanno decifrato l'egizio, hanno decifrato ovviamente il latino, hanno decifrato la stragrande maggioranza delle lingue europee, il nostro venetico, la lingua nostra, dei nostri avi, noi non la sappiamo decifrare. E guardate che era la lingua di una potenza dell'epoca. Hanno cominciato, come dire, ad accettare il fatto che si parli della nostra età dell'oro, era, come dire, nessuno poteva nascondere la gloria e la potenza della Serenissima Repubblica di Venezia, dei suoi 1100 anni di storia indipendente, gloriosa. Quello in qualche modo lo cercano di sminuirlo, di ricondurlo ad altro, di nasconderlo, di banalizzarlo, ma più di tanto non riescono a nasconderlo. Però la nostra storia antica, quella ancora ce la tengono nascosta. Allora capite quanto c'è da fare per il nostro futuro, capite che abbiamo solo iniziato, capite che il sogno veneto e la nazione veneta sono solo agli inizi di quella sovranità guadagnata che ci porterà alla piena e fattiva indipendenza. Chiamiamo tutto il popolo veneto a raccolta. Nessuno può esimersi dall'impegnarsi nella conquista della libertà, nel ricreare il sogno veneto. Grazie a tutti voi e viva la Repubblica Veneta!